Le sbarre del passaggio a livello di via Friburgo erano chiuse, questo raccontano i filmati delle telecamere visionate dagli inquirenti. Prosegue l'inchiesta della Procura di Padova sulla morte della giovane Olesia Kiprinanchuk, la dodicenne ucraina travolta dalla motrice del treno mentre stava attraversando il passaggio pedonale in via San Lazzaro. Si indaga per omicidio colposo e sono stati iscritti nel registro degli indagati i due macchinisti del mezzo. Un atto dovuto, come succede in casi come questo. La dodicenne, quindi, avrebbe attraversato nonostante le sbarre fossero abbassate, come raccontano i video di una telecamera del comune posizionata a qualche decina di metri. Sul luogo dell'incidente, una mano gentile ha voluto posare un mazzo di fiori per ricordare la giovane vita di Olesia, spezzatasi troppo presto. La ragazza ucraina d'origine era arrivata in Italia 2 anni fa, scappando dalla guerra insieme alla mamma. Da subito si era integrata nella comunità di San Lazzaro, frequentando le scuole medie alla Stanga. Era arrivata dalla città di Rivne, nel nord-ovest del paese, dove tuttora risiede il padre e dove verranno svolti i funerali. La comunità ucraina, infatti, ha fatto partire una raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo ha affidato ad un esperto la ricostruzione meccanica dell'incidente per stabilire l'esatta dinamica. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, in una nota ha fatto sapere inoltre che sotto le sbarre verranno installate delle gabbie per impedire qualsiasi attraversamento quando il passaggio a livello è chiuso.